Veneto che diventa arancione. Vediamo a Belluno se la gente lo sa, se sa che cosa si può fare e se trova giusto che la regione sia in questa fascia. Sa di che colore diventiamo? Sì, prossima settimana diventiamo arancioni. Tanto se non sa il governo che l'ha da fare, quello che sapevamo noi, non lo sa neanche il governo ancora cosa che ha da fare. Io non so chi sostenga che questo governo sta facendo una cosa degna di una popolazione italiana. Di che colore siamo? Arancione. E cosa si può fare da arancioni? Oh mio Dio. Allora, non ci si può spostare tra i comuni, cioè, ecco, sono chiusi i bar, i ristoranti, siamo aperti noi, lavoriamo solo con la gente del comune. Si può fare l'asporto, ma ho deciso che non lo farò, perché non conviene assolutamente, in quanto ci sono anche le chiusure dei comuni. Si può bere il caffè all'asporto, andando fuori. Questo è già importante. Arancione, Sì, siamo arancione, ma non lo so, dai, arancione cosa faranno qua. o giallo, Cosa si può fare da arancioni? quasi niente. Si può andare alle elementari, Sì. alle elementari. Non si può fare niente. Bisogna. I ristoranti e i bar saranno aperti fino alle 18, ma soltanto per l'asporto. Comunque è importante che passiamo questo periodo il meglio possibile per salvaguardare tutti, anche in vista di questa campagna vaccinale che fanno. Non sarebbe giusto perché purtroppo le attività commerciali è un'ulteriore batosta, però se la gente non capisce che bisogna stare attenti, Però sicuramente discutibili sono quello che ci stanno facendo fare, insomma, prima aperti poi chiusi, prima aperti poi chiusi.